chiudiamo la serranda, se no rischiamo di prendere il verbale. Buonasera, ciao, sono Celeste, sono un commerciante di Napoli. Questa è la mia piccola attività che gira intorno ai 30 metri quadri e in questa attività noi siamo due famiglie con 5 bambini da sfamare. Questo messaggio non parlo solo per me, voglio parlare per tutti noi commercianti, dalla A alla Z. Come avete visto, dopo 2 mesi ho alzato questa sala cinesca. Questa è la mia caffetteria in questo stato, questa è una vetrina dove noi addocciamo i nostri clienti, che non possiamo riempirla perché non sappiamo se la riempiamo, la merce che è fresca, dove la possiamo buttare più, che quando ho chiuso l'11 marzo e il 10 marzo ho buttato oltre 1000 euro di merce. Questo video lo faccio proprio perché siamo arrivati all'estremità di tutto. Io voglio rispettare tutti, mi sta bene, usare mascherine, tutelare le persone, i clienti, ma dopo 60 giorni non so chi, De Luca, Conte, non lo so perché io politicamente purtroppo e fortunatamente non capisco nulla. Ma posso dire una cosa? Allora, io sto aprendo dopo 2 mesi, 2 mesi dove mi è arrivato, dove c'ho da pagare, bollette di luce, faccio vedere, telefono, 700 euro di bollette, 3 pigione da 850 euro da pagare, che il mio proprietario da signore ha detto: Celeste, io con te non ho mai avuto problemi, fai le tue cose, ma comunque a questa persona io ce lo devo pagare perché si è comportata bene con me e io devo fare anche il cambio. Quindi cosa voglio dire? Io non so chi ci governa, ma quello che dico io, tu dopo 60 giorni hai chiuso le nostre attività perché non sono bene primarie e sono d'accordo, e ci vuoi fare aprire oggi, lunedì. Ecco qua, questo è il mio barista, l'ho tutelato al massimo, va bene, perché tuteliamo i nostri clienti. Io sarò stesso vestito così, ma non sappiamo se siamo una caffetteria o un centro analisi, ma mi sta bene perché dobbiamo tutelare i nostri clienti. Ma cosa devo tutelare se qua dentro non possono entrare le persone? Dove tu dopo 2 mesi mi permetti di fare il servizio a casa, dove il 100% della popolazione non ha un centesimo, da chi lavora in nero a chi sta inquadrato. Chi sta inquadrato ancora deve prendere meno la disoccupazione. Dove io ho un operaio dove la disoccupazione ci ho dato io una mano a darci i soldi per farlo mangiare. Tu dove stavi, De Luca? Bene, ci hai fatto capire dopo 2 mesi. Perché? Vieni. Tu ci devi tutelare, vedo? Ma me l'hai comprato tu questo, De Luca? Questi l'hai comprati tu? Ma ci stai tutelando? No, ci stiamo tutelando con i nostri soldi. Allora voglio dirti una cosa, ma chi sta attorno a voi? Chi sta attorno a voi? Che dopo 60 giorni di apertura dobbiamo aprire con sanificazione di locale, sanificazione di condizionatori, tutta questa merce che ho comprato. Ma io vendo un caffè che costa 90 centesimi, non vendo l'oro che va a grammo a 35, a 40, a 50, non so quando perché non è il mio settore, ma parlo anche che loro, perché anche loro stanno rovinati. Io non parlo solo per me oggi, parlo per tutti quanti voi e voglio dire, ma governo chi c'è? Ma dietro di voi sono solo persone brave, tecnici molto bravi a essere precisi, a mandare le tasse, i contributi da pagare, l'IVA, il PEF, eccetera eccetera, non so quante cose più, non sto anche ad allungare perché ci vuole una puntata solo per questo. E allora cosa dobbiamo fare? Dimmi, io lunedì devo venire qua, ci dobbiamo vestire da medici, mi fa piacere, ripeto, perché tutelo i miei clienti, ma per cosa? Se non può entrare nessuno. A chi devo dare i cornetti? Devo portare la popolazione? Ah, De Luca, ma ti sei dimenticato che nessuno sta lavorando? Io sono d'accordo con te che ci ha chiuso 2 mesi fa perché non siamo bene primari. E beh, questo bene primario dopo 2 mesi di chiusura ci puoi fare le consegne a domicilio con la gente che non c'è un'anima, i negozianti chiusi, uffici chiusi. A chi la devo dare questi connetti? Dimmi, ma il problema tuo è forse la caffetteria, la pizzeria, perché se vogliamo uscire qui fuori, per rispetto per i commercianti, ci sono file e file.
dove in una caffetteria la fila dura nemmeno un minuto. Un caffè, scappa, prendi e vai via. Allora cosa vogliamo fare? Cosa vogliamo? Cosa volete che facciamo? Dove ci volete portare? Ditemi. Che ancora oggi, a 24 aprile, state ancora a decidere di fare ancora il campionato di calcio, dove si volete fare una partita a porte chiuse fra le due squadre, arbitri, e gli addetti al lavoro sono 100 persone. 100 persone dove 40 persone devono avere un contatto fisico. Delle persone che state preoccupando se possono mangiare o non mangiare, che con i soldi che hanno possono stare bene loro, i figli e strafigli e la discendenza di tutti quanti. E a noi ci avete chiuso in casa. Ci avete dato in tutto ciò di 2 mesi 600 euro. 600 euro. Che io, ringraziando a Dio, l'ho potuto conservare per ammortizzare le spese per quando apro lunedì. Ma ci sono persone come me che con 600 euro hanno potuto mangiare. Allora io voglio dire solo questa cosa: se non avete la possibilità di tutelarci, io non ho niente contro di voi, non ho nulla, però lasciateci stare. Non avete la possibilità di tutelarci, va bene, lasciateci stare, ci tuteliamo noi come ci stiamo tutelando. Solo questo che lo voglio dire. Allora, o ci fate aprire e ci fate lavorare, perché sapete come si fanno le attività. Le attività si possono fare anche con i camici così, ci sta bene, ma le attività si fanno con amore e compassione. I nostri settori si alzano dalle 5 del mattino e quando si mette la testa alle 9 sul cuscino, scusatemi il mio italiano, quando mettiamo la testa sul cuscino pensiamo già il giorno dopo cosa dobbiamo fare. E voi lì sopra, ma lo sapete queste cose? Ma c'è qualche imprenditore vicino a voi che vi dice queste cose? Io a chi mi devo rivolgere che lunedì apro la serranda? Dicevo, tu lo sai quando io apro quella serranda quante spese ho io? Lo sai? No, penso che non lo sai, se non la facevi questa cazzata, ci tenevi ancora chiuso. O stai facendo questa bella cazzata, come a Napoli si dice, state usando una cazzimma? Perché come so, con i miei tanti clienti che sono stati aperti come meccanici, non so, tanti settori che purtroppo le avete rimasti aperti perché purtroppo dovevano aggiustare le macchine della polizia, i servizi pubblici, tutte queste cose, non ci avete dato 2000 euro perché stavano aperti. Ma siete andati a vedere le officine? C'è un caro amico che sta facendo le capriole per questa cosa. Ma voi lo sapete, invece voi che avete fatto? Spero che non sia un escamotaggio anche per il nostro settore che ce l'avete rovinato. Per non parlare per i viaggi, il settore del turismo. Siamo a Napoli, qua non vediamo un turista, secondo me ci parlerà anni e anni. Ok? Allora voglio concludere sperando con questo video. Io non ho parlato solo per me, ma per tutta la categoria dei commercianti. Aiutateci. Aiutateci se avete la possibilità. Solo questo vi dico. Se non avete la possibilità, lasciateci in pace. Noi ci tuteliamo noi e cambiamo come facciamo sempre, perché fino ad oggi voi stati non ci avete mai aiutato. Anzi, è una cosa la voglio dire, se almeno avete le palle, o dire il coraggio di una pandemia così, che è uguale a una guerra, più morti di una guerra, e fate ancora andare avanti alle TV a questi personaggi della TV, giornalisti, che fanno ancora questo razzismo da nord, da sud, est, ovest, sto chiamando, la ragazzi di colore. Voglio dire che siamo tutti quanti nella stessa barca. Almeno questo, se potete, buttatele via dalla televisione a queste persone, che davanti alla morte siamo tutti quanti uguali. Ok? E facciamo una preghiera per questa cosa, e quando arriveranno i paesi africani e asiatici, dove non hanno nemmeno i posti per gli ospedali. Se noi abbiamo fatto 170.000 morti in Europa, in un mondo intero, non penso che questi paesi qua ne faranno il doppio di noi. Ok? Buona giornata.